Ercole, il figlio di Zeus! Presto voi altri, via! Lasciatelo libero! Andiamo! Andiamo! Strano, da come hanno agito non si direbbero dei ladri. Ercole, un giorno diventerò forte come lui. E ora via come il vento, amici. Arpad ci attende. Eliac, una quadriga sta arrivando! Quanti uomini? Uno soltanto, ma è così muscoloso che sembrano due. Hai sentito, Eliac? È più grosso di te con tutta la pancia. Alla verba! Voglio proprio vederlo, questo colosso. Ferma! Fermati! Straniero! Dimmi chi sei. Ercole di Tebe è il mio nome. Amos non ha certo gli occhi di un falco. Sei muscoloso, è vero, ma tu non sei Ercole. Ho l'impressione che tu non l'abbia mai visto prima d'ora. Attenti voi altri! Sta precipitando! Avanti, carogne! Che Zeus mi fulmini. Presto, avverti Menisto, va. Lo staffile non serve contro chi non ha forza per reagire. Non ti
notizie sulle tue imprese ci giungono con le carovane dei mercanti, ma non avremmo mai sperato che gli dei ti portassero un giorno fino ad Arpa. Re Nisi è mio amico, sono qui per rendergli omaggio. Rechi offerte per la sua ultima dimora? Che dici? Nisia è morto da anni, non lo sapevi? Una notizia che renderà penoso il resto del mio viaggio. Con lui Arpad, più che un re, ha perso un amico. Pensi di riprendere subito il viaggio? Sì, appena governati i cavalli. Ehi, tu, pensa al carro! Molte cose sono cambiate qui dal giorno della mia ultima visita. La costruzione di queste mura si dice fosse un sogno di Re Nisia. Sua figlia, nostra regina, ha iniziato l'opera per onorarne la memoria. Lidia sul trono era una bambina. Beh, adesso la bambina è cresciuta. Non possiamo continuare così. Si avvicina la stagione delle grandi piogge e il tratto di mura a nord deve essere ultimato prima di allora. E alla porta d'Oriente bisognerebbe almeno raddoppiare il numero delle braccia. Ora basta. Mia regina, noi siamo soltanto dei fedeli esecutori dei tuoi desideri, ma così facendo non giungeremo mai in fondo all'opera. Bisognerà impiegare altri schiavi. Che si trovino. Non voglio che le mura di Arpad diventino la mia ossessione oltre che la vostra. Nidia, aspetta. Ercole di Tebe in città. Menisto, che succede? Mi è stato dato annuncio che Ercole di Tebe è giunto in città. Ercole. Ma ne sei sicuro? Sì. È una notizia meravigliosa. Ercole. Dopo tanti anni. Quanto entusiasmo. Menisto. Ercole ha reso grandi servigi a mio padre. Che sia accolto come un amico. Penserai fin d'ora ad approntare i festeggiamenti in suo onore. E sia. Vieni, Daria. Ministro, con Ercole in città la situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro. Le voci che ci giungono su quest'uomo sono piuttosto allarmanti. Comunque, speriamo non si trattenga a lungo. E se ciò fosse? Contrastare i desideri della regina non è prudente. Faremo come ella desidera. Lo spettacolo non è di tuo gradimento, Ercole. Quali pensieri turbano la tua mente? Nessuno, regina. Riflessioni soltanto. Tutto è così cambiato qui. I consiglieri di tuo padre, Pollonio, Crisia, il vecchio Callisto. Dei consiglieri tutti di un sostituiti. tempo, Crisia e il vecchio Callisto sono morti. Pollonio in viaggio verso una provincia lontana. Molti amici ho perso in così breve tempo. Per te gli anni non contano, Ercole. Dopo la morte di mio padre, grave sarebbe stato il peso del trono sulle mie spalle. Se Menisto non avesse provveduto a sollevarmi da molte responsabilità.
Che questo fuoco sacro illumini sempre le tue azioni, Ercole, figlio di Zeus. A te, mia regina. Se tu sei qui, il mio fuoco è inutile. Non serve inseguirli. Due esaltati, due poveri pazzi. Che la festa continui. Vieni, Ercole. Se Ercole non fosse stato qui, tu ora saresti il re di Arpad. E questo è il secondo attentato fallito. Procureremo che il terzo giunga a segno. Non ci sperare se Ercole si tratterrà. Ministro. Arpad potrebbe divenire la sua tomba. So cosa pensi, ma non temere. Qualsiasi disgrazia accada ad Ercole e a Nitia, di fronte al popolo saranno sempre responsabili i ribelli di Eridione. Ne usciremo con le mani pulite, Arachis. Ercole, non guardarmi così. So di avere dei nemici, ma non avrei mai creduto osassero tanto. Perché hai dei nemici? Ti piace la mia città? È molto cambiata, sai, dal giorno del tuo ultimo viaggio. Guarda, Ercole, Arpad è ai tuoi piedi. Quando quelle mura saranno ultimate, la città sarà inespugnabile. Non hai risposto alla mia domanda. Perché hai dei nemici? Non tutti comprendono i miei sforzi per l'opera che ho giurato di completare. Essa costa sacrifici. Intendi dire i sacrifici del popolo intero di Arpad? È proprio come hai detto, Ercole. Molti sacrifici. Che faranno della mia città una rocca forte e sicura. L'altezza delle mura e il loro spessore non bastano a garantire la sicurezza di una città. Parli così perché sei Ercole, l'invincibile. Ma io sono una donna sola, senza protezione. Oh, Ercole, se tu rimanessi, se tu volessi. Il destino assegnatomi dagli dei porta lontano di qui. E l'amore di una regina, di una donna, non saprebbero trattenerti. Ti aspettavamo, Menisto. Non sappiamo che fare. Conosco già la natura della vostra apprensione. Si chiama Ercole. Si dice che non sia un mortale come tutti noi. È il figlio di Zeus. Il capoguardia alla Porta d'Oriente lo ha visto bloccare un masso che 50 schiavi non riuscivano a trattenere. E dovrai contare su di voi. Quali futuri capi del mio regno? Siete un gregge di pecore. Via! Via tutti!
Ercole è un temibile avversario per chiunque. Lo sarebbe anche per i 4 fratelli di Yannak. Gli Archei. Già, quelli sono belve scatenate. Poterli opporre ad Ercole. I fratelli Archei sono banditi da Arpad, lo sai bene. E poi opporre la forza alla forza. Ercole non va affrontato con le sue stesse armi. Il filtro di Jasfir potrebbe accelerare i tempi. Yannak farebbe il resto. E la morte di Ercole verrebbe attribuita ai ribelli. Questa fanciulla potrebbe esserci utile. Dimenticala. È la figlia del ribelle Eridione. Morrà domani sulla piazza di Arpad. Lo so. Ma questo non ci impedisce di servircene ugualmente. Dimenticala, ho detto. Serviti di lei. Ti darò delle erbe. Dovrai bruciarle nel cubicolo di Ercole e attendere fino a che Morfeo non l'abbia accolto tra le sue molli braccia. Poi toccherà a Yannak. Sarà facile. Facile. Ercole, Ercole, svegliati. Chi sei? Daria è il mio nome. Poc'anzi ho danzato per la regina, anche se questo mi è costato sacrificio. Non ti comprendo. Il tuo sguardo è volto troppo in alto per accorgersi delle miserie che travagliano i mortali. Menisto ti ha mentito, i consiglieri del vecchio re sono stati assassinati. Assassinati. Non posso crederti. Devi credermi, Ercole. Quei 2 danzatori non erano pazzi esaltati, come ha detto Menisto, ma solo ribelli all'oppressione e alla tirannia. Nidia è al corrente di quello che dici? Le grandi mura che si costruiscono intorno ad Arpad sono frutto di lacrime e di sangue. Non mi hai risposto. La regina è al corrente? La regina è una donna ambiziosa e Menisto è l'uomo che sa tradurre in realtà ogni suo desiderio. Presto, Ercole, presto. Quello è Yannak, l'anima nera di Menisto. Perché non hai lasciato? Forse è giusto che tu non mi creda, Ercole, ma se mi seguirai ti mostrerò qualcosa che ti convincerà. Verrò, ma se questa è una trappola, te ne pentirai. Yannak dice che non può essere andato lontano. Dovete trattenerlo con ogni mezzo. Ci vorrebbero le braccia di tutti i suoi fratelli. Usate anche le armi, ma bloccatelo. Indietro, Ercole. Vorrei proprio vedere gli Archei a confronto con Ercole. Il muto non ti piace, lo so, ma è il più forte dei fratelli Archei. Pensa che i suoi pugni sono autentiche mazzate. Ercole, andiamo via prima che ci scoprano. Presto, il passaggio ai sotterranei è da questa parte. Ercole,
Non temere. Guarda. Che significa? Queste sono le spoglie mortali del consigliere che visse la sua vita al servizio del buon Re Nisa. Callisto è il suo nome. Callisto. La sua saggezza era grande. Dubiti ancora, Ercole? Come potrei? Vedi questo bracciale? Un vil metallo che non ha suscitato cupidigia. Fui io a donarglielo. Callisto fu accusato di tradimento e condannato a morire di fame e di sete. Fu uno dei migliori amici di mio padre. E oltre quella porta, Crisia attende che la morte lo liberi. Vieni, Ercole. Tra poco il carceriere di turno scenderà per il controllo. Presto, andiamo via. Non possiamo lasciarlo qui. Crisia non ha più bisogno di noi. Il suo mondo è dietro quella grata. Vieni. E Pollonio? Non è in viaggio verso una provincia lontana, come ha detto Ministro. Forse le sue ceneri disperse al vento lo sono. Perché tutto questo? Perché? Per soddisfare l'ambizione di un uomo corrotto. E la regina? Per ordine suo sono stati uccisi Pollonio e Callisto? Non chiedermi più di quanto io sappia. Posso mostrarti qualcos'altro, però. Seguimi. Guarda, Ercole. Quelli che tu vedi erano un tempo i felici abitanti di Arpad. Ora sono schiavi che costruiscono la loro stessa prigione, poiché non è per ambizione di grandezza che vengono costruite le mura di questa città, ma solo per consentire a Ministro e ai suoi mercenari di depredare i popoli vicini e avere poi un sicuro rifugio. Ehi, voi altri! Chi siete? È proibito stare qui. Il guardiano degli elefanti. Eliat! Roten! Non muoverti. Eliat! Roten! Ercole, attento, gli elefanti! Stai calmo. Ercole! Ehi, fermi! Fermi, ho detto! Fermi! Sta buono. Buono tu. Indietro. 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 Gli animali sanno sempre distinguere tra il bene e il male. Hai corso un grave rischio. Presto, togliamoci di qui. Aspetta. Perché sei venuto da me? Perché hai voluto che vedessi? Domani, quando il sole sarà alto, mia sorella Gelia morrà sulla piazza dei sacrifici. Chiederò alla regina di graziarla. Nemmeno Nidia può farlo. È la legge di Nanak. Ercole, dicono che sei un uomo giusto. Va sulla piazza e fa quanto il cuore ti detta. E va bene, andrò. Oh, Ercole. Vieni, di qui raggiungerai i giardini del palazzo e il passaggio alle tue stanze. Ercole. Che gli dei ti proteggano.
popolo di Arpad, per volere di Nidia, nostra amata sovrana, Gelia, figlia di Eridione, verrà sacrificata secondo la legge di Nallak. Guardie! Gelia si riconosce colpevole di alto tradimento. Noi, o supreme divinità, vi invochiamo a ciò che chi voglia opporsi alla giustizia degli uomini si presenti deciso a superare le 3 prove imposte dalla legge. Aspetta. Se riuscirò a farcela, fuggirò per la piana di Aristea. Andate, preparate tutto secondo i piani. Via! Eridione cadrà nella trappola, non rinuncerà a salvare sua figlia. Dimentichi Ercole, lui potrebbe superare le 3 prove. Ma Ercole non verrà, anche se in ritardo, le erbe di Timor avranno il loro effetto. Ne sono certo. Dov'è Daria? Credevo fosse col seguito. Ercole! Ercole, svegliati! Svegliati! Ercole, la regina desidera che il tuo soggiorno ad Arpad sia piacevole. Chiedi dunque, siamo qui per servirti. Accompagnatemi da lei. Non è a palazzo, ma ha voluto che ti facessimo degna scorta. Si scortano ospiti d'onore e prigionieri. Hai detto che la regina non è a palazzo. La raggiungerò sulla piazza dei sacrifici. Che significa? Che sei molto importante, Ercole. Se raggiungerà la quadriga non lo prenderemo più. Zitti che siete, incapaci! Gelia, figlia di Eridione, riconosci di essere colpevole di alto tradimento verso il popolo di Arpad? Sono colpevole. Ascoltate! Ascoltate! Colui che intenda superare le prove ha tempo per cimentarsi fino a che la fiamma della torcia abbia raggiunto la fune, altrimenti la giustizia avrà il suo corso. Senza violenza il potere non ha senso.
Quella ragazza non deve morire. Regina, quest'uomo non può... Taci, Menisto. La legge di Nallak vuole che sia un cittadino di Arpad a superare le 3 prove per salvare i condannati alla vasca. Ma tu eri il miglior amico di mio padre. La torcia ti indicherà la prima prova. Ti lascio la scelta. Deve farlo prima che la fiamma della torcia raggiunga la fune. Sembri turbata, mia regina. Come figlio di Zeus, Ercole non poteva scegliere una fine più eroica. La seconda prova. Presto, Ercole, presto. Avanti, campione! Presto, alla ruota! Ehi, che succede? L'organo si è bloccato. Date un'occhiata voi altri! Via, presto! Bisogna avvertire Menisto! La terza prova, Ercole.
pronuncia e non morrai. Fermi! Ce l'ha fatta, bravo! Arcieri! Non farlo, ministro. Ha superato le 3 prove. È la legge. Fermatelo! Sei ancora in tempo prima che Ercole varchi la porta della città. Presto voi altri, il segnale! Dietro ai corni! Non dateli tregua! Tutti addosso! Sì, il benvenuto tra noi, Ercole. Che volete? Chi siete? Ribelli! Ribelli? Ci battiamo per una causa forse perduta. Ercole sposa sempre le cause perdute. Sarò dei vostri. Torniamo al campo, Robur! Hermes! Beli, Figlio mio! è andata bene, Davos. Sono fuggiti come tanti conigli. Sono felici. Non del tutto. Finché Nidia e Menisto governeranno, non si celebreranno matrimoni al campo. Non voglio creare delle vedove. Che mi racconti, vecchio? Robur! Vecchio orso, dove sei? Armodia! Armodia! Ah, tortorella mia. Il tuo vecchio orso è tornato a casa, Bene, finalmente. tornati in tempo per il pasto. Ho una fame da mangiare un bue intero. Un momento, fa vedere le mani. Va subito al fiume e lavale bene. No, tortorella. Va. E presto. È una donna violenta. Oh! Alceo, con te qui al campo non si può più stare sicuri. Finisce che col tuo aggeggio lo getto nel fiume. Almeno la faremo finita. E questo avvertimento valga una volta per tutte. Visto che colpo? Se penso che con quell'ascia sono andato a caccia con Ercole. Mio padre dice che Ercole è più forte di 4 paia di tori aggiogati allo stesso carro. Davvero incredibile. Alceo, parlami di lui.
Posso dirti che Ercole è infinitamente più forte di 4 paia di tori. Io sono suo amico. L'ho aiutato a lottare contro i mostri marini. Ed è alla forza di queste braccia che deve la sua... Davvero, moscerino? Ercole. Avevo bisogno del tuo aiuto, per questo sono qui. Ercole! Gelia sta peggiorando! Dove sono? Gelia. Perché sono qui? Chi siete voi? Lasciatemi morire. Lasciatemi morire. Calmati, Gelia. Lasciatemi! Tua figlia andava alla morte lieta come nel suo giorno di nozze. Ci ha guardati tutti senza riconoscerci. Importante è che sia salva. E lo dobbiamo a te, Ercole. La gratitudine non è un sentimento che si esprime a parole. Non temere per tua figlia, e voi altri tutti tornerete a vivere in pace. Sarai al nostro fianco, Ercole? Tenterò di parlare alla regina, non credo che sia malvagia come tutti pensano, ma solo uno strumento nelle mani di Menisto. Tu sei stato tu. Ti ucciderò! Ti ucciderò! Ah! Ah! Via! Via tutti! Lasciamola sola. Venendo qui ho visto che avete molti cavalli. La piana di Aristea ne abbonda. Eridione è un buon cacciatore. Non passa giorno che non ne catturi qualcuno. Sì, potremmo proprio mettere assieme un'ottima cavalleria senza cavalieri. Hai detto di volerti rivolgere alla regina. Non sperare comprensione da lei, Ercole. Nidia è una donna frivola e cattiva. Padre! Tu qui? La migliore informatrice che abbiamo in campo nemico, mia figlia Daria. Ci conosciamo già. Ci porti notizie? Nessuna, padre. Ero in pensiero per Gelia. Per Gelia soltanto? Non direi. Ti sarai eternamente riconoscente per quanto hai fatto, Ercole. È rischioso venire fin qui, non hai paura? No. Neppure dell'interesse che ha per te il primo ministro? Se non suscitassi in lui quell'interesse che tu dici, dove pensi che potrei assumere le mie informazioni? Il tuo orgoglio è fermo quanto la causa che combattete. Non volevo offenderti. Non l'ho pensato, Ercole. Ascolta, Daria. Tuo padre ha detto che non è possibile mettere assieme una cavalleria senza cavalieri, ma potreste aumentare di numero. E come? Gli schiavi che lavorano alle mura. Per uno che fugge dalla schiavitù, 5 ne vengono messi a morte. Non pensarci. Eridione e io ridaremo la libertà al popolo di Arpad e comincerò dagli schiavi. Conosco un passaggio segreto che porta agli alloggiamenti. Padre! Ravur, Hermes, Armodia! Venite qui tutti! Che succede? Ascolta, padre! Ascoltate tutti! Ercole è con noi! Da stanotte Menisto e i suoi avranno pane per i loro denti! Il passaggio è da quella parte, Ercole. Bisogna togliere di mezzo la sentinella. Ehi, tu, con quello spiedo! Seguimi, Ercole! Bloccati. Questo è un passaggio in caso d'assedio, ma ci vorrebbero gli elefanti per smuovere il masso di chiusura.
Entriamo. Tu no. Se ti accadesse qualcosa, che ne sarebbe della tua gente? Tu sei il capo, non puoi rischiare. Ma... No. Tra poco arriveranno i cavalli. Resterò di guardia fino all'alba. Bene. Ora va. E buona fortuna. In gamba, Eridione. Ercole! Ercole! Via libera! Ti aspettavamo, Ercole. Presto, seguimi. Questo è uno dei passaggi agli alloggiamenti degli schiavi che lavorano alle mura. Ercole, devo tornare a palazzo. La mia assenza potrebbe essere notata. Daria, aspetta. Ora devo andare. Che gli dei vi proteggano. Lurido verme, te la do io l'acqua. Vieni. Sto su. Maledetto. All'inferno il servizio. Chiudersi in questa trappola per topi. Ancora un poco e scadrà il nostro turno, sta calmo. È uno schifo. Restate qui e tenete gli occhi aperti. Bene. Però, Feriat, che atmosfera cupa qui dentro. Sembra debba capitarti da un momento all'altro qualcosa tra capo e collo. Ehi! Oh! Fermi! Come farai, Ercole? Ci vorrebbero dei fabbri, delle mazze! È inutile, Ercole. Tutte le catene sono fissate all'anello centrale. Non riuscirà mai a farcela. Deve farcela per il bene di tutti quanti. Sei riuscito! Ce l'ha fatta! Silenzio, silenzio! Uno per volta alla fune. Via! Più presto! Avanti! Correte! Correte! Forza amici, più scatto! Una posizione piuttosto scomoda. I miei saluti a Menisto comunque. Ehi, tu qui, moscerino. Finalmente ho combattuto al tuo fianco. Presto, togliamoci di qui. Via, via. Alceo, tu Presto, qui. Eridione. Ai cavalli. Prendi il ragazzo con te. Quando Menisto saprà, avremo delle rappresaglie.
Via, via! Eridione, il tuo cavallo! Arcieri! Tirate! La rappresaglia è l'arma preferita di Menisto. Io sappia, i cadaveri non hanno mai costruito delle mura. Seguitando così, ci troveremo senza braccia da lavoro. Menisto sa quel che vuole. Il popolo di Arpad è costituito da un'accozzaglia di pavidi straccioni. E gli straccioni vanno tenuti a bada con la sferza, nel migliore dei casi, quando non serva la repressione nel sangue. La violenza porta soltanto alla violenza. Le grandi mura di Arpad resteranno ancora per lungo tempo incompiute. Così distruggi invece di costruire. Il potere non conosce limiti. Devi deciderti, Daria, o con me o contro di me. Che vuoi? Che entrino. Dove vai? La regina mi attende. Dieci schiavi sono stati passati per le armi. Preferiscono la morte piuttosto che parlare. O forse non sanno, ma noi sappiamo che è stato Ercole che gli schiavi liberati aumenteranno il numero dei ribelli. Che aspettiamo allora? Presto, più presto di quanto immaginiate, attaccheremo. Dopo la piana di Aristea, oltre le strettoie del Falco, seguendo il corso del fiume sacro. Là è il rifugio di Eridione. Chi l'avrebbe sospettato? Un nido d'aquile. Come l'hai scoperto? Con un mezzo molto semplice. Apri. Avevo una spia fra gli schiavi. Una spia che non aveva certo chiesto un compenso simile. Aveva chiesto oro. Ma chi tradisce una volta può tradire una seconda. Tutto dipende dall'offerta. E adesso veniamo al nostro piano. Le forze ribelli sono accentrate oltre il fiume sacro. Si tratta di una serie di caverne. Dobbiamo bloccarli lì dentro e distruggerli una volta per tutte. Avete tempo per organizzarvi. E ora via. Non sarà un'impresa facile. Ci vorrà l'intera guarnigione. Yannak. I tuoi fratelli sono sempre alle strettoie del Falco? Va. E di loro che fermino chiunque tenti di raggiungere il campo dei ribelli. Se qualcuno dei nostri si è venduto, lo sapremo. Va. Uno spettacolo indime. Un uomo solo ergersi contro tutto e contro tutti per salvare una donna che neppure conosce. Io credo che la forza venga ad Ercole dalla giustezza dei suoi intenti. Tanto ti ha colpito quell'uomo? Tanto che per un attimo ho sentito vacillare le mie convinzioni. Per una regina come te non è facile. Potresti rinunciare alle tue convinzioni? No, non potrei. Ma non voglio nemmeno rinunciare ad Ercole. Quell'uomo ormai
Avrà già scelto la sua strada. Prima del calar del sole ritorneremo. Questo cambiamento mi entusiasma. Finalmente Certo, ci godremo un Tortorella. poco di cielo. Pensa tu, una capanna in riva al fiume e l'acqua che Ci ho scorre. sempre pensato. Una Presto le capanna nostre per noi pene due saranno soli. finite. Allora anche noi avremo una casa. Una casa piena di fiori. Hai sentito, Tortorella? E noi una grande cucina in una piccola casa. Ehi, vecchio orso! Ehi! Lo so perché vuoi la cucina grande, non pensi che ha la pancia! Armodia. Speriamo che Gelia torni in sé. Temo per la sua mente. Hanno costruito una barella. Quando torneranno la porteranno via, non soffrirà, vedrai. Rientriamo ora. Ancora non riesco a comprendere la necessità di questo spostamento. Lo schiavo scomparso potrebbe essere una spia. Tutto tranquillo. Guarda, Sick, hanno abbandonato il campo. Forse sospettano. Che ne direste di dare un'occhiata? Uccidiamo le sentinelle. Visto che colpo? Venite. Gelia. Gelia, come ti senti? Oh. Dove sono? Devi star calma e non temere. Sei al sicuro. Qui nessuno ti farà del male. Ah, tu sei Velia, la promessa sposa di Hermes, vero? Oh, mi riconosci? Oh, Gelia, quanto mi fai felice. Se tu sapessi, siamo stati in agitazione per te. E mio padre? Tornerà a prenderci. Ercole è con lui. Ercole? Sì, e si batterà al nostro fianco. Il figlio di Zeus. È lui che ti ha salvato da morte certa, Gelia. Che ti prende? Stai male? Che ti prende? Vieni qui, da me. ragazza, e No. stai con No, noi. Su. non mi toccare, l'unico archeo! Brutta cagna! Sate, Sicca, guardate, oro! Dai qua! Presto, togliamoci di qui! Sate, presto al coperto, arriva qualcuno! Dove vai? Hai visto che donna? Iacchi, lasciatemi! Vero, No! è mia! Guardate! Yanak, nostro fratello! Una spia! Portiamola in città! A cavallo, spia! Tagir, pensa a lei! Non parlare. Presto sarà notte e Hermes tornerà. È già notte. La tenebra è scesa nei miei occhi. Non vedo più. Non vedo più. Velia. Hermes, ti prego. Saremmo stati felici insieme. Presto. Molto presto.
avremmo avuto una casa con tanti fiori. Armodia! Armodia! Armodia. Quanti fiori. Ne sento il profumo. Ne sento il profumo. Belia! Belia chiede un focolare dove il vento mughi nelle sere d'inverno. 4 mura tutte per lei. E per me. Una casa è il mondo per due che si vogliono bene. Una piccola casa e una grande cucina. Ehi, guardate! Allerta voi altri! Presto, con me! Gelia! Belia! Belia! No. No. Coraggio, figliuolo. No! No! La pagheranno. La pagheranno. Menisto sa dove siamo. Dobbiamo attaccare subito. Non siamo pronti. Robur, Hermes e io solleveremo il popolo. Nelle cantine della taverna di Agir convocheremo stanotte i capi e organizzeremo la rivolta. Il popolo non attende che la prima scintilla. Condurrai la cavalleria fin sotto le mura. All'alba aprirò la porta d'Oriente. Sarà come vuoi tu, Ercole. All'alba attaccherò. E che gli dei ci aiutino. Ecco la spia. Daria, come hai potuto tradire la tua gente? Tradire la fiducia che avevo riposta in te? È per la mia gente che l'ho fatto. Sai quello che ti aspetta? Ti conosco abbastanza per immaginarlo. Nidia, perché non ti guardi attorno? Perché non avvicini il tuo popolo? Saresti ancora in tempo, questi traditori! Non ti salverai accusando gli altri. È una cospiratrice contro la regina e la sicurezza dello Stato. Non dici nulla a tua discolpa? Perché dovrei? Il capo dei ribelli è mio padre. Silenzio! Non solo questa donna è una spia, ma ha guadagnato Ercole alla causa dei ribelli. Avanti, confessa di averlo fatto innamorare. È vero? Ercole ti ama? Menisto, torturala, uccidila. Fa di lei quello che vuoi. Ti sei presa gioco di me. Morrai fra i più atroci tormenti. Aspetta, ministro. Ho un'idea migliore. Sentiamola. La prova della verità. Il filtro di Jasphyr. Daria, abbiamo invocato il dio degli abissi
che con le sue possenti braccia sorregge l'opera grandiosa che noi stiamo costruendo. In questo tempio delle tenebre, sacro alla dea della verità, noi ti chiediamo, per l'espiazione del tuo tradimento, sei pronta a sacrificare la tua stessa vita? La tua volontà è la mia. Anche se dovrai tradire colui che ami? Anche se dovrò tradire colui che amo. Andrai al campo e dirai a Ercole che la regina vuole vederlo. Entriamo. È rimasto come l'abbiamo lasciato noi. Potrebbe essere una trappola. Che lo sia, non abbiamo altra possibilità. Presto! Non c'è anima viva. Via libera. Sei sempre deciso a parlare alla regina? Devo tentare. Andate ora. Non sarà necessario che tu vada al campo. Va e conducilo alla reggia. Voi altri, seguite i suoi amici. E tu, avverti Menisto. Daria. Ercole, venivo a cercarti. Nidia vuole vederti. Stavo andando da lei. Seguimi allora. Andiamo, presto. Romolo, Hermes. È arrivato il momento. Avvertite gli altri. Togliamoci di qui. Dentro. Aspetta, questa calma non mi piace. Sei nella trappola, Ercole, e non fuggirai più. Hai fatto un buon lavoro, Daria. Daria? Prendetelo, lo voglio vivo! Spingetelo al trabocchetto, tu con me! Menisto, che succede? Perché questa donna è ancora qui? Lei è stata l'esca. Ercole è caduto nel pozzo della morte. Le esalazioni delle caverne rosse non perdonano. Signore, la taverna di Yegir è stata circondata. I 2 uomini venuti con Ercole sono bloccati nell'interno. Cospiratori. Che si bruci la taverna. Non un solo ribelle deve uscirne vivo. Eridione, siamo pronti. Non è il momento. All'alba attaccheremo.
Perché tutto questo? Nidia, perché non avvicini il tuo popolo? Sei ancora in tempo. Ancora in tempo. Ancora in tempo. Ercole. Devo farcela. L'alba è vicina. All'alba Eridione attaccherà con la cavalleria! All'alba le strade di Arpad si arrosseranno di sangue. Ascoltate! Ercole aprirà la porta d'Oriente. Da una parte Eridione, dall'altra il popolo. Li bruceremo come tante carogne. Li stringeremo in un cerchio di fuoco! Nessun ribelle deve essere fatto prigioniero. Porteremo a Menisto delle carogne, non degli uomini vivi. Fermati. La regina. Vattene, lasciami sola. Ercole. Ercole! Bianco! Ercole, stringimi forte. Forte. Ti porterò fuori. Nidia, ti curerò. È troppo tardi, Ercole. È inutile. Daria è innocente. È sotto l'effetto di una droga. Ho sbagliato. Ho sbagliato tutto. Anche con te. Andiamo. No. Aiuta. Il mio popolo. Aiuta il mio popolo. Zeus, la tua furia nelle mie braccia. Ti aspettavamo, Ercole.
È l'alba. Eridione. Carica! Finalmente liberi! Tutti sulla piazza! Avanti! Meridione sta attaccando! Forza amici, moriamo da leoni! Io per primo! Fermi, no! Con me! Perché lo hai fatto? Perché? No, non dovevi farlo. Perché l'hai fatto, eh? Meglio così. Ti aspetta una piccola casa con una grande cucina. Oh, Hermes. Anch'io, sai, ho la mia casa. E Velia, che mi viene incontro. Mi vieni... Hermes. Hermes!
Parla, mercenario, se tieni alla vita. Eridione! Dov'è mia figlia? Dov'è Menisto? Parla, o non ne avrai più la possibilità. Seguirà il cammino della porta nord, attraverso i giardini del palazzo. Ercole, da questa parte. Sì. Ministro, non vogliamo intralci. Aspettate, quella donna ci serve come ostaggio. Uccidiamola, sarà come una palla al piede. La lasceremo nel deserto in pasto agli avvoltoi. Menisto! Ercole! Ercole! Vigliacchi, tornate indietro! Vigliacchi! Uccidilo, uccidilo! Non temere per me, Ercole! Passo ancora. Attento, Menisto, non parlo! Ho una proposta da farti! Una proposta di un lurido verme. Sentiamola! Un cavallo e la sicurezza di raggiungere i confini del regno o ucciderò tua figlia qui! Lasciamolo andare. Hai la mia parola. Non mi fido, tua figlia verrà con me! Non ti muoverai di qui, Menisto! Ercole, no! Ercole! Daria, tutto è finito. Oh, padre mio. Ercole, Al cielo. ora non mi chiamerai più moscerino. No, non ti chiamerò più così. Moscerino. Il consiglio degli anziani di questa città ha deciso di erigere un tempio a Zeus, saggio fra gli dei e padre di tutti i mortali. È giunto il momento. Addio, Eridione. E che la fortuna sia prospera ad Arpad e al suo popolo. Non ti dimenticheremo mai, Ercole. Ercole, resta. Il mio destino non può fermarsi ad Arpad. Forse un giorno tornerò. Addio, Daria. Addio, amici. Ercole, che Zeus tuo padre ti protegga sempre. Tortorella mia. Vecchio orso. Lunga a te, Ercole, il più giusto dei mortali! Moscerino. Prendimi con te. No, Moscerino, resterai con Gelli e Daria. Ti terranno come un fratello. Luciderò le tue armi, penserò ai cavalli, lasciami restare. No. Potresti aver bisogno di qualcuno che ti aiuti, che ti protegga. Per Vulcano lo zoppo, è vero. Mi hai salvato la vita. Alceo! Allora? Allora va.
Non puoi lasciarla sola. Va, raggiungila.